Chiedo adesso a, grazie Alessandro, a Dario Caselli, coordinatore regionale Emilia-Romagna, di svolgere il suo intervento anche lui dentro i 7-8 minuti. Ho riscritto più volte gli appunti e meno male che non ho parlato dopo Giancarlo Susta, se no non mi restava più niente da dire. Allora io volevo proprio fare un saluto, iniziando dicendo delle buone notizie, perché fino adesso non se ne sono dette molte. La prima buona notizia è che qui oggi siamo in tanti e di questi tempi non è facile. Perché parlare di politica oggi è difficile, perché tu hai un bel dire che sei nuovo, che sei migliore, che sei la società civile, ma la gente ormai fa di ogni erba un fascio. È come pretendere di vendere le mozzarelle quando, non so, c'è la peste bovina. La seconda buona notizia è che ci sia ancora tanta gente come oggi che ci crede, che ha voglia di metterci tempo, affetti, denaro e anche la faccia. È una buona notizia anche che io non sappia se chiamare queste persone che sono qui riunite amici o compagni. Camerati mi sembra passato di moda, ma probabilmente perché siamo un po' gli uni e un po' gli altri. Diciamo che siamo amici e compagni di strada. È una buona notizia anche oggi ho capito che abbiamo una strada. Ed è la strada di costruire un movimento che si presenti alle elezioni, perché sono venuto qui per sentirmelo dire, perché se uno si mette a disposizione, non dirò obbedisco perché mi sembra eccessivo, ma ci sono. Quindi presentarci alle elezioni insieme, unendo le forze migliori di questo Paese. Certo, non tutte, perché non c'è questa presunzione, ma una parte importante è presente in questa sala con un'idea guida che è già stata spiegata benissimo da chi mi ha preceduto, da Bepi e da Alessandro. Bisogna far ripartire la crescita spostando il peso delle tasse dal lavoro e dai produttori di ricchezza alle rendite. Se non facciamo questo saltiamo fuori. Sostanzialmente bisogna alleggerire il peso delle formiche e colpire le cicale. La rendita non è però solo quella finanziaria, come è stato spiegato, ma anche quella di posizione, le rendite parassitarie, quelle furbesche, quelle intrallazione, quelle corruttrici. Vedete, Bortolussi l'ha spiegato mirabilmente. Non è neanche un problema di tasse, anche se le tasse e lo Stato sono come marito e moglie, contraggono un matrimonio di interesse, non pretendo che sia d'amore, di interesse. Il problema è che anche nei matrimoni di interesse bisogna rispettarli i patti. Lo Stato non è il livello delle tasse di per sé che è dannoso, è stato spiegato, è il livello dei servizi corrispondenti. Se lo Stato è cialtrone e non solo non onora il contratto con adeguati servizi, ma è pure un baro che non paga i fornitori, mentre è severissimo con i suoi debitori, questo contratto è spezzato. Le tasse sono sempre troppo alte rispetto a un contraente, diciamo a un marito così. Ma voglio anche dire una cosa però, per non essere lungo. Cioè che questo percorso che ci accingiamo a compiere sarà difficile perché non sono solo i politici, Alessandro, di cui hai dato una mirabile descrizione, non è solo questa burocrazia feroce e onnivora. Dovremo scontrarci anche con una parte del Paese, perché l'Italia a me sembra un pullman guidato da un autista ubriaco che è la sua classe dirigente, però in cui la prima metà dei passeggeri, siccome trae vantaggio da questa guida in stato di ebbrezza, applaude. E la seconda metà, che è quella che deve pagare la corsa e anche i danni della corsa, non riesce neanche a raggiungere l'autista per dirgli che deve andare più piano. Poi, se tu ti arrabbi, saltano su
Bersani, Casini, Alfano. Personalmente, siccome la conosco, quella che sopporto meno, caro Gianluca, è la Bindi, ma che ti dicono che sei un antipolitico. Perché sei un antipolitico, perché la formica che si incazza, scusate, dopo gli dicono dell'antipolitico. Ma io voglio dire una cosa, se il lago dell'antipolitica è sporco, secondo l'ultima narrazione vendoliana, non sarà perché il fiume della politica che lo alimenta è lurido. Allora diciamolo. Fa più politica chi ogni mattina, tra mille difficoltà, apre una fabbrica, una professione, un commercio, di un sindacalista seduto dietro a una scrivania o di un politico chiuso in un palazzo di privilegi. Perché se vorremmo essere nuovi e parlare a questo paese un linguaggio nuovo, dobbiamo anche dire che la politica non è fatta solo dai politici e dobbiamo anche dire che i partiti non sono la politica, perché se così fosse dovremmo proprio buttar via la democrazia. Poi voglio dire, c'è la gente, è già stato detto tutto, dirò solo fino a quando può reggere un paese in cui un dattilografo della Camera prende, leggo, 150.000 euro, no? E il manovale che lo mantiene ne prende 20.000, ma non può mica reggere un sistema così. Uno Stato efficiente e leggero è quello che vogliamo. È uno Stato che onora il patto con i suoi cittadini e consente loro di lavorare, di vivere liberamente, in una democrazia in cui ci deve essere sostanza, non verbosa retorica, perché qui abbiamo un bel parlare dei diritti, ma i diritti esistono solo fino a che c'è uno che li paga e senza crescita non garantiamo neppure, come ci ha spiegato Bortolussi, il diritto primario, che è quello al lavoro. E se tu non garantisci il diritto primario, figuriamoci i secondari, le pensioni, la sanità, l'assistenza ai cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno, sono tutti diritti secondari. Se non garantiremo il primario, non saranno nel futuro garantiti neppure i secondari. Vabbè. E quindi io non dirò che bisogna tagliare, perché è già stato detto tutto da Alessandro C'è, però siccome ho detto chiaramente che c'è una metà del pullman che c'ha vantaggio, bisogna tagliare, si dice, la spesa corrente. Ma la spesa corrente è composta in alcuni ministeri per il 94% dei salari, punto. Allora, o si tagliano i salari o si tagliano le persone. È evidente che bisogna ristrutturare tutta la macchina dello Stato, ma in questi anni si sono ristrutturate le aziende, gli studi professionali, gli unici che non si sono mai ristrutturati sono le strutture pubbliche. I soldi ci sono solo spesi male, ed è già stato detto. Quindi, in conclusione, ci attende un periodo non tanto di riforme, ma di ricostruzione, non solo economiche, ma anche organizzative e anche etiche. Quindi cercherò di essere breve. Francamente non credo che dovremo essere né moderati né sobri, ma semplicemente dovremo essere coraggiosi. E non mi stupisco se anche nel linguaggio saremo un po' sopra le righe, perché in realtà in questi passaggi è bene dirsi le cose e dirsele con chiarezza. Quindi costruiamo questa forza tutte insieme, cercando di essere tutti generosi, perché io capisco che nelle unioni ci sono le identità, mettere insieme identità che ho citato prima diverse, mettere insieme persone con percorsi diversi non è semplice, occorre generosità ed occorre elasticità anche sul tema delle alleanze, o meglio dei compagni di strada. Ma su una cosa anch'io, che sono notoriamente una persona accondiscendente, non sono un radicale, voglio essere fermo.
non dobbiamo essere noi tutti insieme, non solo verso nord, ma verso nord, Italia Futura, tutti quelli che ci saranno, questo nuovo contenitore, non dovremo essere noi ad accodarci agli altri, ma avere la capacità di farci seguire, altrimenti è meglio andare da soli. Del resto, molto da perdere non abbiamo. A che punto è la notte? Si chiede Macbeth. Molto lontana dall'alba è la risposta. Ed allora io ringrazio tutti voi di essere qui, perché è evidente che dobbiamo un plauso a coloro che hanno ancora la forza di tenere alta la fiaccola della speranza. Grazie. Grazie a Dario Caselli. Chiedo